Buon pomeriggio amici di Sportisti, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi questa sfida che vede scendere in campo il Sicilia Futsal, squadra di casa, e il Palermo Futsal Club. Quest'oggi è la 19ª giornata del campionato di Serie C2, una gara molto importante perché i padroni di casa si ritrovano al momento all'8° posto con 23 punti in campionato, però è da segnalare sicuramente quelli in casa con ben 16 di questi 23, dunque una formazione che fatica tanto in trasferta ma non molto all'interno delle proprie mura, ed è una formazione anche abbastanza, possiamo dire, rocciosa, perché effettivamente i dati suggeriscono pure questo, con la terza migliore difesa, con 62 gol subiti. Non sono tantissimi, considerate anche 19 giornate, però il dato sicuramente più da attenzionare è quello offensivo, con un attacco che fa tanta fatica. Difatti sono soltanto 59 i gol fatti. Nel frattempo vediamo anche il direttore del signor Francesco Sant'Angelo della sezione di Trapani entrare con le due formazioni, maglia blu per i padroni di casa, invece rosa nero per gli ospiti, con capitano Lorenzo Chinnici, lui che quest'oggi sta sostituendo i due capitani assenti, da un lato Vito La Fiura squalificato, dall'altro invece Giuseppe Calì che al momento è infortunato. In questo momento abbiamo La Fiora vicino a noi, quindi non lo salutiamo perché tanto l'abbiamo salutato prima, ma invece salutiamo Calì che sicuramente da casa ci starà seguendo, che insomma oggi farà il tifo per i propri ragazzi e i propri compagni. Poi nel frattempo anche qui salutano Calì, molto amato anche dai propri compagni. Dicevamo quindi il portiere Paolo Mauro, probabilmente sarà lui a partire dal primo, ma attenzione anche a San Martino, seppur in settimana qualche problemino c'è stato per lui. E poi il capitano dall'altro lato invece Giulio Evola, esperto, uno dei più esperti di questa formazione. Giuseppe Mangoni invece sarà il portiere per seguire tutti i giocatori. Forse quello da attenzionare maggiormente, non ce ne vogliono gli altri, e che ha qualche possiamo dire fattore in più, potremmo dire, è sicuramente Totta, un giocatore tanto tecnico, molto rapido, molto veloce, e che quest'anno comunque come sempre ha continuato a segnare. L'ho fatto anche in realtà nelle passate stagioni. Intanto vediamo il quintetto con Gennaro Pisani, Di Chiara, Chinnici e Paolo Mauro. Questo è il quintetto iniziale, panchina quindi per Franco che riposa almeno sicuramente per questo inizio di gara. Tanto noi vi mostriamo il nostro classico scoreboard 0-0, poi il cronometro inizierà chiaramente a camminare nel senso in cui ci sarà il primo pallone toccato. Nel frattempo Lopez sta parlando con i propri compagni, con Chinnici che è il capitano di oggi, quindi vedremo Di Chiara a destra, a sinistra Pisani, lì davanti invece Gennaro. Non sono gli unici attaccanti perché anche Alario oggi è il pivot di riserva dei due, probabilmente di Gennaro, perché Pisani ormai nelle ultime settimane ha fatto tante volte il laterale. Qui invece vediamo Mangogna tra i pali, Evola in difesa, con la 7 invece proprio Antonino Totta, di cui avevamo parlato nella nostra intro. Adesso cerchiamo di capire anche di chi si tratta. Dovrebbero essere Vincenzo Falco come pivot, vedremo conferma, sì, è Falco, e manca l'esterno destro che dovrebbe essere Sparacia, però adesso vediamo anche conferma perché non siamo sicuri al 100%. Inizia anche la gara dunque con il primo tocco di Capitane Evola dopo il passaggio di Falco, e dunque subito gestione del Sicilia Futsal. È un campo anche abbastanza piccolo, non molto, in realtà è anche largo forse per alcuni tratti, però forse un poco lungo, diciamo. Pisani adesso si è scambiato con il proprio compagno, con Di Chiara. Adesso Gennaro, Pisani centrale, Chinnici con Falco che lo pressa e fa anche un buon lavoro. Chiama palla il compagno, infatti riceve adesso Evola. Palla in verticale sbagliata, Chinnici avanza il numero 10, allarga verso Pisani che può guardare la porta, calcia Pisani fermato da Totta, molto bene. Poi la rimessa è rosanero. Adesso sentiamo anche la voce di Mangogna che dice a Falco di uscire subito. Questa sarà stata sicuramente l'impostazione, e qui anche i complimenti verso Totta che abbiamo visto subito pressare tanto in alto con ferocia, e questa probabilmente sarà stata anche un po' l'impostazione della partita, con questo giocatore che dovrà andare a pressare tanto in alto. Insomma, questo credo quello che ci sia stato. Falco riconquista il pallone, Totta allarga verso Evola, questa volta ha sbagliato il passaggio
di Evola. Nel frattempo confermiamo che Sparacea. Pisani dichiara, pallone verso Gennaro, chiude però prontamente Mangogna. Evola, Sparacea col sinistro, Falco la mette giù, era anche una buona idea questa in realtà, poi tutto tra i piedi però di Chinnici. Finta, va sul destro, poi Mancino, ubriaca tutti, prova l'imbucata ma sbaglia, Falco intercetta. Dichiara, lotta con tanta forza, uno dei più in forma in questo periodo, Andrea Dichiara. Abbiamo conosciuto anche meglio durante la settimana con un'intervista sempre sui canali della formazione rosanero. Ha parlato di come non ci sia stato un episodio specifico per la sua crescita esponenziale nel mondo del calcio a 5, ma un giocatore che ha sempre dato cuore, anima e corpo alla propria squadra e che dopo un piccolo momento per capire un po' i dettami del mondo del calcio a 5 si è decisamente ripreso e questa volta si è preso invece, diciamo, la titolarità, perché mister Gentile non rinuncia praticamente mai a lui e l'abbiamo visto perché dopo un primo momento nelle prime gare a tempo deve fischiare il di gara, dicevamo prima, dopo un primo momento dove le convocazioni non erano tanto scontate, adesso invece è quasi uno dei più presenti e nelle ultime settimane con gol e assist lo ha dimostrato. Dichiara, è tanto veloce, salta il primo non il secondo, perché qui fa un grande lavoro Sparacea che spara il pallone addosso, prova Dichiara e dunque sarà rimessa laterale. Nel frattempo c'è un problema per Chinnici, forse non abbiamo capito in realtà, forse un po' di sangue per Chinnici, ma forse una pallonata, però non sembra che ci sia stato questo. Si gioca quindi con il quinto, con Mangogna che addirittura va ad aiutare la manovra offensiva. Evola, Mangogna, guarda la porta e calcia con la punta con tanta potenza, poi Pisani la mette giù molto male, poi Sparacea, palla fuori, però qui Pisani non può fare questi errori perché da lì ha praticamente concesso un'occasione importantissima ai propri avversari che per poco non l'hanno anche sfruttata favorevolmente. Palla dietro per Totta, fa meta qui il numero 7, brutto tiro, Mauro rinvia immediatamente da Dichiara per Chinnici, adesso Pisani, Dichiara ancora, Pisani di conquista, poi sbaglia il controllo, Evola mette rimessa. Pisani per lui tripletta nella scorsa partita contro il Favignana. Gennaro prova a duettare con il compagno di giochi Pisani. Per Pisani sono 16 gol in stagione, 14 in campionato, 2 in Coppa. Bottino, Chinnici apre per Gennaro, e qui spara addosso a Mangogna e qui forse Gennaro avrebbe dovuto calciare con la punta. Sarà rimessa rosanero, qui grande occasione per il Palermo con Gennaro che non ha sfruttato il buon passaggio di Chinnici, che forse avrebbe voluto fare qualcosa in più, probabilmente anche calciare con la punta. Aveva effettivamente da una posizione piuttosto centrale quasi tutto lo specchio della porta, da lì poteva concludere. Evola sbaglia il passaggio, Chinnici intercetta, buona gara da parte del capitano, poi prova un dribbling con Sparacea molto molto bravo invece a non concedergli quello spazio che invece stava cercando. Pisani e poi Chinnici. Gennaro, che passaggio, Evola lo chiude molto bene, poi Dichiara, cerca di nascondere il pallone, prova nel primo ma non nel secondo, palla in verticale per la conclusione di Totta, finisce fuori, tiro di punta sul primo palo ad anticipare. Mauro però era lì per Paolo Mauro, è anche la seconda in stagione, seconda in campionato, pure dopo l'esordio con il clean sheet contro il Favignana. Ricordiamo poi per lui soltanto i primi 30 minuti, poi il cambio per San Martino che invece è entrato nel corso della seconda frazione. Chinnici si complica un po' la vita perché Evola è un osso duro e da capitano, da leader ruba il pallone all'altro capitano, adesso fa ripartire Totta che è veloce, lo insegue Pisani, c'è anche Gennaro, palla che però non arriva tra i piedi di Sparacea, un po' troppi errori in realtà. Nel frattempo non l'ha toccata, anzi l'ha toccata Pisani con Sparacea in mezzo. Totta, sponda ottima per
Totta. Poi Falco, e quindi Chiara fa valere la forza fisica. Rimessa. Nel frattempo Mauro con tanta voce dice qui sbaglia, qui Sparaccia con Gennaro che si concede con Dimi, poi Gennaro palla fuori, e qui ha fatto bene Gennaro a pressare in alto. È un giocatore che, nonostante sia un attaccante, in realtà è tanto utile nel gioco difensivo, perché è veramente difficile da saltare, pressa tanto, con forza. Nel tempo sentiamo la voce del vice allenatore Fabio D'Alessandria, che qui carica proprio i ragazzi, vista anche l'assenza di Natale Gentile. Grande giocata di Chiara, mette in mezzo e la palla forse scheggia anche il palo. Bell'azione. Mangogna va a lungo, di sta Chinnici, poi di Chiara, mette giù molto bene. Gennaro cerca un dribbling, forse una finta per un tunnel, e sarà quindi rimessa laterale. Chinnici, Pisani, vede Gennaro di ritorno, questa è una bella idea, però non si è concretizzata. Poi Falco prova sulla velocità a beffare Chinnici, che però anche per il suo passato nel mondo dell'atletica leggera, insomma, si ricorda come si corre. Chinnici, buon il contrasto, Pisanic dall'altra parte Gennaro, prova a servirlo, palla che non passa. Poi Sparaccia, c'è qualcosa. C'è un cambio, fuori Falco, dentro, questo conferma di chi è entrato. Tanto c'è qualcosa, qualche lamentela di troppo tra le due panchine, però non abbiamo avuto il motivo. Nicolas Vlaco è entrato con la maglia numero 13, quindi si posiziona lì davanti, lo vediamo nel pivot diverso rispetto a Falco, un po' più fisico. Adesso vediamo che tipo di lavoro potrà dare. Sembra anche molto applicato, almeno dalla prossemica si nota come sia un giocatore che effettivamente si applichi tanto. Evola, Mangogna, si gioca con il quinto adesso, tattica che già abbiamo visto in 2 occasioni, questa è la terza. Evola, Mangogna, Sparaccia, ancora Mangogna, fa finta di andare sul destro, poi sceglie il mancino, libera Evola, qui dichiara molto bravo. Ricordiamo che proprio con il quinto uomo la formazione di casa nella gara di andata era riuscito a trovare il gol con la rete, in quel caso, che riaprì le danze. Poi la vittoria comunque di Rosanero è venuta con anche un gol dalla porta di Francesco Faglia. Insomma, i gol dei portieri non sono mai tanto comuni, lui riuscì, ma non è nemmeno il primo in maglia Palermo. Qui sbaglia Pisani, Vlaco guadagna lo spazio e poi con la punta spara fuori, non di molto, ma qui Pisani ha rischiato veramente tanto. Chinnici, si riscalda Franco nel frattempo, potrebbe essere lui il primo ad entrare, forse per Pisani che non sta brillando. Di Chiara vince il primo duello, poi ottiene un buon dribbling. Chinnici ma sul sinistro, si ferma, vede Pisani, Di Chiara di prima, poi con l'addome Totta. Adesso sarà calcio d'angolo con Pisani che si appresta. Schema, Gennaro libera Chinnici, va sul mancino, lo fa adesso, Evola però è molto bravo. E forse un po' troppo prevedibile Lorenzo Chinnici, che sappiamo essere un giocatore che col sinistro può fare tanto, tantissimo anzi, però forse col destro ogni tanto dovrebbe provare, perché a volte è anche un po' prevedibile. Però insomma anche Robben lo era, però tanto insomma andava sempre su quella parte. Poi però non lo fermavano. Nel frattempo Palomaro ci regala una bella parata con una respinta alta sul tiro di Sparaccia con la punta. È stato anche abbastanza bravo. Sarà corner, quindi Evola.
vuole il movimento le 10, sceglie, poi fai tutto solo, palla che passa, Totta, allarga anche lui, Vlacco, poi cerca col sinistro, c'è anche una deviazione, no, non c'è una deviazione, sembrava di sì, deviazione che è stata forse precedente al tiro, e quindi rimessa tutta poi da Mauro. Ecco Franco nel frattempo è entrato al posto di Pisani, palla che passa, Franco aveva anche anticipato Mangogna. Totta, palla un po' difficile da domesticare, allunga Evola, buona gara per il capitano, sicuramente le migliori dei suoi, ha già fatto diverse chiusure importanti, anche un buon fraseggio con i compagni, e qui si prende anche la responsabilità, poi scivola, ma riesce comunque a risolvere il tutto, servendo Mangogna che poi gliela restituisce. Sparaci, anche lui una buona gara al momento. Totta un po' in ombra dopo i primi minuti molto in pressione, adesso si è un po' fermato perché è stato anche ammonito, chiedo scusa, è stato espulso nella gara di andata, un doppio giallo sicuramente corretto per il regolamento, un po' magari fiscale il diretto di gara in quella partita, però chiaramente erano due falli tattici, non poteva fare nulla. Sicuramente non erano falli cattivi, questo lo ricordiamo benissimo. Chimici dichiara, c'è Gennaro che va incontro, ma si preferisce andare da Franco a cadere in campo. Molto bene, calcio verso la porta, Mangogna in due tempi, prima blocca, poi va giù. Una gara difficile da sbloccare. Oh, signore, però. Il tempo lo scontro con Totta. È già il secondo, prima la comitato, ora il secondo. Sei in ritardo del fallo, signore. Che avanti, dai, Beto. Sarà quindi rimessa laterale con Totta che però non ha nemmeno chiesto scusa a Chinnici. Sicuramente non un intervento cattivo, però sicuramente c'è stato. Franco dopo l'anticipo dichiara Cumulativo. Franco si chiede intanto un intervento da accumulare, ma non per il diritto di gara che non sta fischiando molto, lascia un po' giocare in questi scontri fisici che sono un po' all'ordine del giorno, un po' all'ordine della partita, perché sono due squadre comunque molto rocciose. Sparacia. Dichiara col tacco Gennaro, può attaccare la porta, Gennaro! E qui se ne Dai, Gennaro arriva, dai! È stato anche un brutto errore perché la palla è uscita di tanto, di tantissimo anzi. Nel frattempo dentro Interisano al posto di Vlko. Però si è schierato come laterale, quindi e Sparaci a fare da pivot. Vediamo come si comporta, lui che stava giocando molto bene come laterale. Mi fa una bella sponda, Totta calcia, e qui si è presentato benissimo Sparaci in questo nuovo ruolo perché ha fatto subito una bella sponda. Chinnici in mano. Nel frattempo vale la pena ricordare come siano assenti i due miglior marcatori, Vito La Fiora con 18 reti e 17 invece Emanuele Fiorentino. Insomma, giocare senza i due migliori marcatori non è facile, anche chiaramente non soltanto per una pura questione di gol, ma una questione di importanza all'interno dello spogliatoio, perché uno è il capitano, l'altro è uno dei giocatori più forti della formazione. Quindi tanto cross per Franco. Dicevamo, quindi non è facile sopperire a queste assenze. Poi è vero che ci sono giocatori come Gennaro, come Franco, come Pisani, comunque tutti capaci di fare tanti gol, però insomma quando mancano due baluardi come La Fiore e Fiorentino non è mai facile. E ricordiamo che tanto Sparacia qui rischia tanto, poi Franco! E qui ha rischiato tanto perché Sparacia rimane al volto a Gennaro, le ha messe non in maniera volontaria. Dicevamo, quindi saranno assenti anche nella prossima sfida contro il Pioppo. E questo pomeriggio invece ha vinto contro il Giudecca. Evola. Qui Gennaro è sempre molto bravo nella fase di pressione perché lo vediamo salire tanto.
Mangogna calcia da fuori. Qui voleva sorprendere Mauro. Nel frattempo si sono alzati dalla panchina Nicchia e Sujon. Invece è ancora seduto Catania, che potrebbe essere uno di quei giocatori capaci di saltare il banco con la sua tecnica incredibile. Gennaro gira molto bene, poi sbaglia il passaggio verso Di Chiara, che voleva il filtrante verso l'interno, invece l'attaccante è andato all'esterno. Insomma, non si sono capiti due. Si continua quindi con Interisano. Sparacia, Evola, palla in cassaforte sul capitano, pressione anche di Chinnici, va al centro, Franco in anticipo su Totta, poi Di Chiara, Franco avanza il 14 che è molto veloce, poi però Sparacia questa volta viene sanzionato. Marcellino, quante ne deve fare? Facetto lo fanni escere, grazie. Non ci vedo mai oggi. Cambio fuori Sparacia, vediamo chi è entrato adesso. Jenny, questo lo volevi prima. Fischia lei, signore! È risato Falco, è rientrato, che probabilmente si metterà lì davanti, quindi da pivot, è un po' quello che ha fatto in realtà nei primi minuti. Prende la situazione. Va Gennaro, poi Chinnici, Franco, Chinnici e poi sbaglia il passaggio. Nel frattempo Sujon e Nicchia entreranno per Di Chiara e Gennaro. Nel frattempo perde un po' troppi secondi qui forse il Sicilia Futsal, però tutto ok per il signor Sant'Angelo. Pressione di Chinnici molto alta, Interisano, Gennaro quasi la prende, poi Evola rischia tanto, Di Chiara in anticipo su Totta, poi Franco, va giù. Tira pure, signore, tira pure, Sujon per Di Chiara, Nicchia per Gennaro, quindi è Nicchia il pivot adesso. Sujon è stato anche uno dei migliori nella scorsa partita. Vediamo oggi come impatta. Palla subito Sujon, passaggio verso Franco. E qui forse poteva anche calciare il numero 8, ma ha cercato una giocata molto altruistica. Franco mette dentro Mangogna. Non può! Evola. Stiamo giocando 2-2, oh! Sarà rimessa laterale, quindi Chinnici con Falco che lo guarda dritto sugli occhi. Dai, Lore. Che molto bravo Falco però. Mangogna, Evola, un po' da tergicristallo Nicchia, poi sbaglia il passaggio Evola. E non è nemmeno la prima volta che si sbaglia un po' il passaggio da centrale a portiere. Si tenta di fare il quinto, però non con esiti sperati. Nel frattempo si è alzato alla panchina anche Lorenzo Lopez, forse per Chinnici. Franco, salta uno, salta due, Franco ancora, salta tutti, Franco va giù! E qui c'è il cartellino giallo per Falco perché era una chiarissima occasione da gol. E quindi il giallo è correttissimo. Dunque ha avuto 20, punizione per il rosanero. Sarà quindi punizione, vediamo chi batte, perché su Sujon potrebbe essere una soluzione interessante. Sta anche dialogando con Totta. Sujon in realtà da qui potrebbe anche calciare, Signore, sappiamo guarda al 7, signore. avere un destro interessante, anche un mancino, insomma Sujon calcia con entrambi i piedi, quindi non fa differenze. Attenzione anche alle posizioni di Chinnici e Franco con Nicchia sul palo. Barriera Falco e Interisano, Evola e Totta invece li vediamo più staccati. Anzi no, Falco si staccava sul palo e Evola invece va in barriera. Va su Sujon, schema Franco, Mangogna, molto bravo qui a respingere, poi Interisano il tocco rapido verso Falco, qui lotta su Sujon che riesce comunque a tenere botta, poi calcia! E Interisano non arriva per questione di centimetri. Mauro era comunque lì, pronto a intervenire.
Era molto bella, equilibrata, anche se i rosanero hanno avuto qualche occasione in più. Chinnici. Sujan. Nicchia con uno dei primissimi, forse il primo l'ha toccato, Franco. Chinnici, 1-2, palla che non passa, campo anche molto piccolo. Tutti là. Nicchia, va giù. E fallo di Nicchia, però. Qualche dubbio, Falco, fermato da Chinnici. Poi Mauro qui va a caricare i suoi, insomma il suo lavoro è molto molto importante, perché qualcuno che ti sproni così serve. Mister oggi ricordiamo è assente e di conseguenza qualcuno che metta un po' di voce in più. Nel frattempo su John, qui Mangogna e forse rosso, vediamo, e cartellino rosso per Mangogna. Qui su John ha fatto la giocata migliore perché ha rubato il pallone, Mangogna lo ha atterrato, cartellino rosso, e dovrebbe essere anche l'unico portiere in distinta. Ed è anche il quinto fallo da parte del Sicilia Futsal, quindi Vaevole in porta, ma non è un portiere di movimento di ruolo, quindi insomma Bravo Soggi, bravo. adesso si complica un po' qui. Adesso si gioca anche in 4, appunto con Evola tra i pali. Chinnici, Nicchia mette dentro Franco e subito arriva il modo di sbloccare la partita. Nicchia mette dentro, Franco segna, l'asse funziona ancora, 0-1. Bravissimo Ale, bravo Ale. Bravo Nicchia, bravo Razza. Vai Ale, vai Ale. Si ristabilisce anche la parità numerica con l'ingresso di Calandrino in difesa, lui che è il cambio naturale effettivamente di Evola. I due possono anche giocare in realtà insieme, però avendo in uno schema che preveda però il 2-2 chiaramente. Su John, Franco, buon il dribbling, poi rischia tanto, palla in verticale per Nicchia, palla che passa, Nicchia salta l'uno, salta l'altro, poi Nicchia e vola da difensore, qui intercetta. Bravissima, ora arriva Ale. Nel frattempo fuori Chinnici, dentro Lorenzo Lopez, assente nelle ultime partite, adesso torna in campo ed è una bella notizia. Su John, va con il mancino, viene intercettato, si riparte un contropiede, spara Cia, vuole puntare Lopez, va sul mancino Lopez e poi fallo ed è tiro libero. Qui tutta l'intelligenza di Nicchia che vuole battere lui, ha subito detto voglio entrare io, ma poi la voce di Capitano La Fiura, che è qui vicino a noi, quasi una seconda voce, che dice fate battere a Nicchia, però forse va Gennaro. Bravo Ale. E qui Capitan La Fiura non è d'accordissimo, voleva far battere il giovane Nicchia, però andrà Gennaro che deve sbloccarsi ancora su questo fondamentale. Nicchia ne ha già fatto uno in coppa contro il Real Sports. Andrà Gennaro, quindi vediamo come lo calcia. Lui che l'ha calciato con l'altofonte, in realtà con tanta potenza ma poca precisione. Tra i pali però c'era Paolo Misuraca, adesso c'è Evola. Va Gennaro e si sblocca l'esultanza, il cuore verso la telecamera, verso chiaramente la fidanzata Giorgia che sicuramente ci sarà seguendo e che noi salutiamo, ed è 0-2. Adesso vediamo se ci sarà un altro tiro libero, perché ricordiamo Sicilia Futsal è una squadra molto fisica, aveva già fatto diversi interventi irregolari. Sugian va a pressare molto alto, che partita di Sugian, sta veramente tanto bene, si vede. Franco mette dentro verso Nicchia, questa è una palla molto intelligente ma che non si è concretizzata. Bravo Soggia, finalmente si sbloccò. Scivola Franco, lotta poi ancora Sugian la verrà meglio. Franco vuole il dribbling, ennesimo, Franco ancora, salta due, Franco entra dentro e vola. Questa volta fa una gran bella parata, poi giallo per Sparacia, effettivamente corretto. Però forse ci poteva anche stare il tiro libero, credo, perché
È fallo in teoria. Non lo so perché l'ha monitorato il tuo fallo. Forse giallo per proteste, crediamo, però insomma esce anche fuori dentro Vlko. Va Franco a battere il corner e uno schema per Sujon che la tiene in campo, ma solo per qualche istante. Però bisogna attendere il fischio. Errore un po' di inesperienza da parte di Franco, anche se in realtà di esperienza ne ha tanta all'interno di questi campionati. Si cambia anche il battitore con Sujon, piede molto morbido, va sul primo, poi Nicchia non ne riesce a concludere, poi scontro con Falco, salta anche Lopez, poi Mauro con attenzione, qui molto molto bravo Mauro, che addirittura prende pure la rimessa. Fuori Franco, dentro Di Chiara, questo è il cambio. Ricordiamo che Franco è anche l'unico diffidato della partita, quindi insomma bisogna anche pensare a questo. Di Chiara, Lopez, Sujon, Bravo Susi. poi un po' a palla lontana, Totta. Nicchia si gira molto molto bene. Lopez, sempre Nicchia, finta, va sul destro, è molto rapido. Nicchia ancora si complica la vita, poi fermato da Vlko, molto molto bravo qui in fase difensiva, fa valere il fisico ed effettivamente sposta Nicchia. Poi Totta è rapido, calcia verso la porta, deviazione di Sujon che possiamo dire è il migliore in campo. 5. Evola, Calandrino, uno dei primi palloni toccati anche dal 4, non si è visto tanto. Palla su Totta, ancora Evola. Calandrino si calcia con la punta e Nicchia chiude prontamente, molto molto bravo qui Nicchia. Evola lo spazio anche lui da fuori, Mauro respinge, poi Lopez quasi cerca la porta. Era chiaramente un modo per rinviare. Evola allo spazio, poi Calandrino aggancio un po' difettoso, poi cambia tutto Evola. Come dicevamo anche prima, non è neppure il primo degli errori. Di Chiara rischia tanto, Vlko alla porta, salta l'uomo e poi spedisce in porta, gran gol, bacio verso qualcuno del pubblico e poi fa 1-2 la riaperta, che gol! Vai Paluzzo! Qui ha seduto completamente Paolo Mauro, che forse non si aspettava questo tipo di conclusione in precedenza. Lo stesso numero 13 aveva calciato con la punta, mentre invece adesso ha saltato il portiere, ha fatto molto molto bene. 1-2. Si è riaperta più che mai la partita, sembrava quasi una gestione rosanero, così però non è stato. Nicchia, c'è il taglio di Lopez ma non lo serve, non vuole rischiare questo passaggio. Sujon rischia invece lui con un dribbling, poi palla in verticale verso Di Chiara, non si capiscono, ancora l'anticipo di Sujon, salta tutti, Sujon salta un altro, poi Vlko molto bravo e invece va giù Falco. E poi giallo molto molto ingenuo di Di Chiara. Facciamo una piccola correzione perché non è soltanto Franco l'unico diffidato, c'è anche Lopez. Quindi insomma bisogna stare attentissimi anche in vista chiaramente della prossima partita. Evola, Falco, si gioca con il quinto, ormai credo sia una cosa che vedremo per tutta la partita. Falco, Totta, passaggio non è dei migliori. Falco ancora per Evola, prendono tanti metri questi, Cilafuzza che calcia da fuori e poi il palo di Falco con l'ultima azione, perché dopo 31 minuti signor Sant'Angelo fischia e dunque manda le squadre all'intervallo 2-1, anzi 1-2 per essere più corretti in questo primo tempo. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui su Canali Sportissimi il secondo tempo in esclusiva della sfida dopo. Da Sportisili a Mister Boncore.
I suoi ragazzi hanno messo grande impegno e grande determinazione, soprattutto nella prima parte del primo tempo, in cui sono riusciti anche a mettere sotto gli avversari fino al momento dell'Eurogol che ha sbloccato il match e che ha messo, diciamo, la situazione in discesa per gli ospiti. Però grande prestazione dei suoi ragazzi. Sì, io nonostante si guarda il risultato, sono contento della prestazione dei ragazzi. Oggi naturalmente incontravamo la prima della classe, dove c'era tanta qualità dall'altro lato, e io ho un gruppo di ragazzi che stiamo facendo un percorso di crescita e vedo una crescita costante nel lavoro e tutto. Oggi, nonostante il risultato, esco forte di questa prestazione che ci serve per affrontare il futuro. E io penso che lavorando così, come lavorano questi ragazzi durante la settimana e la domenica con queste prestazioni, io penso che sarà duro incontrarci per gli altri. I risultati sono sfavorevoli, però è obiettivo che la squadra non molla in nessuna partita e vende sempre cara la pelle. Sì, c'è una squadra giovane, una squadra, figurati che oggi vedere un 2008 in porta, che forse in tutta Italia in eccellenza non esiste, è anche un motivo di orgoglio mio e di questi ragazzi per come lavorano durante la settimana. Sapevamo che avevamo di fronte, con tanta umiltà abbiamo affrontato l'Atletico e niente, infatti ho elogiato i ragazzi là dentro e siamo convinti della prestazione che è stata. Miglioriamo di partita in partita, solo che non c'è più tempo, adesso abbiamo bisogno di fare punti. Sì, come abbiamo detto alla vigilia, ovviamente era importante ripartire bene, ripartire con voglia, ripartire con fame di ritornare alla vittoria. Credo che comunque la prestazione è stata condita pure da questo, perché alla fine sai, è facile dire la prima contro l'ultima, ma credo che il Lascari ha giocato la sua onesta partita, ci ha messo tutto. Queste gare devi essere bravo a farle diventare facili, ci siamo riusciti dopo il vantaggio, dopo il gol dell'1-0, non ci siamo abbassati, abbiamo giocato sempre della Roma da campo e questo comunque è frutto di determinazione e di voglia. E adesso bisogna continuare a guardarsi bene alle spalle dagli attacchi del Gela, che non perde colpi. No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Domenica abbiamo questa partita e si sa, il campionato non deve guardare mai dietro, ma deve guardare sempre gara dopo gara. Domenica ci sarà questa partita che affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi né più né meno, dobbiamo mettere tutto quello che mettiamo sempre tutte le partite e poi tireremo le somme. Adesso concederà un giorno di riposo ai suoi o sarà subito testa alla prossima partita della domani? Non c'è da cambiare nulla, domani i ragazzi hanno un giorno di riposo, riprenderemo martedì come sempre abbiamo fatto, come facciamo tutte le settimane, quindi non c'è da cambiare nulla e c'è solo da continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi poi ovviamente, ti ripeto, se tutto quello che fai lo fai bene, lo fai nel modo migliore, i frutti e i risultati arrivano. Benvenuto a Roberto Crivello. Dunque, l'esperienza di Roberto Crivello al servizio dell'Athletic Club Palermo. Anche grazie a te la tua squadra è riuscita ad arginare tutte le manovre offensive dell'Ascari e ha portato a casa una vittoria meritata attraverso una prestazione concreta, riuscendo a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Grazie intanto, sì, siamo contenti, abbiamo preparato la partita molto bene in settimana e queste partite le devi sbloccare, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito e quindi poi la partita è andata in discesa. Continua il testa a testa col Città di Gela, 0-3 vince l'Athletic, 3-0 risponde il Città di Gela. Sembra un duello che durerà fino al termine di questa stagione. Sì, sicuramente durerà fino alla fine e poi vedremo chi sarà più forte. E adesso, in vista della prossima sfida, la squadra deve caricarsi al massimo per raggiungere una vittoria che potrebbe fungere da spartiacque in vista del momento decisivo per questa stagione. Sì, noi adesso ci riposiamo e poi da martedì pensiamo al Gela, però il campionato non finisce domenica, sicuramente sarà una partita importantissima dove tutte e due le squadre vorranno vincere,
però ripeto, il campionato non finirà domenica. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo, risultato come potete benissimo vedere di 1-2 per i rosanero. Il quintetto di mister D'Alessandri è quello schierato con Gennaro, Franco, Di Chiara, Chinici e Mauro, mentre invece dall'altra parte vediamo Volcò come punta, poi Falco, Totta, Calandrino e tra i pali Evola, che ricordiamo è subentrato, diciamo tra virgolette subentrato, perché stava giocando come centrale al posto di Mangogna, che invece è stato espulso. Falco, alla imbucata per Volcò, che ha provato insomma questa giocata di testa, un po' da calcio a 11 più che da calcio a 5. Chinici, Gennaro vuole girarsi, lo fa, Di Chiara mette un po' in difficoltà il compagno qui con Chinici, che con questo aggancio aveva quasi permesso al suo avversario di anticiparlo, ma poi palla in out con Mauro. Gennaro la tiene di fisico, Chinici, si inserisce Gennaro, riceve il pallone, prova la finta, lo salta Gennaro, va sul destro. Ci ha provato qui Gennaro, ancora in panchina Pisani, che però crediamo possa subentrare presto. Di Chiara, schema Gennaro, qui la prende decisamente male, poteva fare tanto di più. Poi Franco nelle dribbling ottiene la rimessa laterale, il massimo proprio sotto lo sguardo del fotografo Mirko Valenti, che come sempre vuole regalare a tutti i giocatori, i tifosi rosanero delle immagini della partita. Lo fa sempre con una meravigliosa classe. Con il petto si gira molto bene, poi il raddoppio di Di Chiara è fondamentale, perché qui Chinici ha un po' di difficoltà, poi Totta ancora scivola e Mauro qui si è
salvata la formazione rosanero con tanta fortuna, però dobbiamo dirlo. Franco salta uno, Franco calcia ancora, palla fuori, c'era Di Chiara, ben messo però. Tempo Interisano per Vlko che sta accusando forse qualcosa al quadricipite. Di Chiara sbaglia il passaggio, Calandrino molto bene, Canici in anticipo, avanza Chinnici, prova ad allargarlo, fa adesso per Gennaro, palla fuori, Dai. non con i giri giusti, un po' di confusione, adesso bisogna Ordinati. tornare a sistemarsi, poi nel frattempo lascia lì pallone Evola ed è uno schema ben riuscito qua. Calandrino, Falco, si gioca sempre con il quinto, ormai è una cosa che vedremo sicuramente per tutta la partita, lo facevano con il portiere di ruolo, figuriamoci se non dovessero farlo chiaramente con tutti i giocatori di movimento. È anche un po' la soluzione per tamponare, è anche giusto perché chiaramente i rosanero adesso si devono difendere, visto che comunque si è anche in inferiorità numerica. Palla che passa Interisano e la palla finisce fuori, ma veramente di pochissimo. Di Chiara, intanto si riscaldano sia su John, anzi no, solo su John perché Pisani si è seduto. Va Di Chiara a battere, palla verso Franco, anticipo di Interisano, molto bene. Palla dentro, Interisano ancora a sporcare questi palloni. Franco per Di Chiara, va incontro nuovamente Franco, poi Interisano. Adesso Mauro. Gennaro fa un grande lavoro con il fisico, poi sbaglia tutto perché Falco è più bravo, Falco ancora, Falco! La mette sotto l'incrocio e fa 2-2, però Mauro non era sistemato bene. Dai Gabri! Dai Nazareno! Dai Gabri! Nazza! Chinnici si riparte dunque 2-2, risultato meritato. Il gol del Sicilia Futsal che stava attaccando, lo stava facendo molto molto bene. Calandrino, Interisano in mezzo a due, qui anche il tunnel su Gennaro, poi Falco in bucata per Calandrino e fa 3-2 con la punta. Dai raga! Qui si complica tantissimo la vita dei rosanero con il risultato di 3-2, un secondo tempo scioccante. Gennaro Di Chiara di ritorno e poi Evola fa subito ripartire i suoi, Totta è veloce, salta Chinnici e poi ne fa un altro. 4-2. Un secondo tempo incredibile. Forza, arriviamo, dai! In pochissimo tempo. E viene anche chiamato un time out perché qualcosa non sta funzionando ed è anche abbastanza evidente. Però giustamente bisogna ricordare quanto manchi. C'è veramente tanto tempo ancora per cambiare le sorti del match, ma sicuramente una doccia freddissima con queste 3 occasioni concesse e 3 gol subiti. Sicuramente Mauro poteva e doveva fare di più nel terzo gol, così come avrebbe dovuto e potuto fare di più nel secondo, però nell'ultimo poteva fare pochissimo anzi.
Entra Nicchia per Gennaro, entra anche Pisani per Franco, un po' in ombra oggi le 14 nonostante il gol. Chinnici in bucata, dichiara col tacco, la allunga per Nicchia, va giù, calcio di rigore. Pisani spedisce la palla in porta, ma chiaramente il gioco era stato fermato. Era anche ultimo uomo, un po' rischiato Evola. Dai, Fili. A posto capitano, Dal dischetto Vannicchia, che lui ha sbagliato il rigore, ricordiamo, nella sfida contro il Giudecca in trasferta. Vannicchia, rigori quest'anno che non sono stati sempre un amico dei rosanero. Per esempio Fiorentino l'aveva sbagliato. Vai Giulio! Contro il Jason. Nicchia l'ha sbagliato contro il Giudecca. Vediamo come andrà. Invece l'hanno segnato sia Gennaro che Pisani quest'anno. Tempo si accendono le luci. Va Nicchia. Sbaglia ancora il rigore. E si rimane sul 4-2. La reazione c'è stata, però non è bastato. Dichiara, mette dentro! Forse una deviazione di Calandrino ed è 4-3. Dai Ale! Però bisogna ribattere. Bisogna aspettare un po'. Pisa, bravo, Falco, intercetta Nicchia, poi Calandrino, Pisani e un osso duro in Terisano. Mette tutti d'accordo. Evola. Sicilia Futsal, che è una squadra molto fastidiosa in casa, lo sta dimostrando anche quest'oggi. Dichiara, avanza, mette dentro per Nicchia, palla che va sulla linea e fa lontana come può Falco. Chinnici apre per Dichiara, sempre uno dei migliori in questo periodo. Nicchia la tiene, cerca un passaggio dentro. Adesso un secondo tempo un po' da rivedere per il giovane Nicchia, con l'errore dal dischetto che chiaramente pesa, però deve essere anche bravo a non pensarci. Pisani con potenza, Calandrino tocca, mette dentro per Nicchia, ancora una volta intenziono a sporcare questi palloni. Non è nemmeno la prima volta che fa questo tipo di interventi, sempre molto utili. Pisani schema per Chinnici che impatta, non benissimo però. 2 3 Totta, e va giù, fallo. Sì, Vito. 10. Mancano 20 minuti alla fine della partita. Ancora c'è veramente tantissimo da giocare. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio su John, che sicuramente entrerà, perché lo vediamo ormai che si sta riscaldando da diversi minuti. Tanti, forse troppi, visto che comunque era tra i migliori in campo. In Terisano, Mauro poi pensa anche una conclusione, voleva replicare Faia nella gara di andata, per chi si ricorda, ma chiaramente lo ricordate tutti, Gianluca Perdichizzi in Coppa lo scorso anno contro il Monreale. Pisani conquista il pallone, poi la palla forse non era uscita. Vabbè dai Pisa, basta, già fischiato. Non può cambiare. Pisa, non è fischiato, dai. Evola. Interisano. Buon il primo dribbling, ne vuole un altro Pisani. È un osso duro e fa fallo. Pisani. Poi cambio, fuori Interisano. Ma forse perché il sangue, e quindi sì, ha un po' di sangue, quindi deve chiaramente
mettere un po' d'acqua e poi alzare il calzettone per evitare i contatti. Pisa, Pisa! Ma Calandrino, Falco, gran gol per lui in precedenza, forse ci riprova e la palla esce veramente di pochissimo, perché da qui sembrava in porta addirittura. Totta, rilancio su Falco, bel tiro da fuori questo giovane giocatore, e vola Calandrino. Falco, Interisano, vuole il dribbling su Chinnici, è molto rapido, ma Chinnici apre l'ala in questo caso. Abbassati. Nel frattempo su John si è Rimani quasi levato la casacca, dunque crediamo possa entrare. Vediamo posso chi, perché Di Chiara e Pisani al momento sono in partita. Pisani con queste pallone salta all'uomo, Pisani poi è scivolata di Falco. Poi l'urlo di Falco come se avesse segnato praticamente. Nicchia vuole andare, Falco fa un buon lavoro. Calandrino, Falco, Nicchia intercetta. Un po' troppi secondi in realtà qui. Falco, buona gara, poi col tacco vuole ancora una volta alzare quella che è la qualità in campo. C'era anche riuscito effettivamente con un buon passaggio. Falco ancora, è lui l'uomo più in basso dei suoi, perché tanto Interisano mette dentro verso Totta, dicevamo, perché Calandrino è in teoria quello che gioca più in basso, ma in realtà molto spesso si scambia proprio con Falco. Palla alta verso Totta, che può riprovarci da una posizione molto complicata, e rimessa Rosanero, anzi no, calcio d'angolo. Evola per Falco, e se ci riprova, mette dentro Interisano, palla che passa da Chinnici, molto utile. Poi Calandrino, Pisani alla meglio, poi Nicchia può partire veloce, però Totta è più veloce. Poi si gioca anche un po' da terra e si continua. Totta, e poi Nicchia aiuta, anzi Di Chiara aiuta tanto Paolo Mauro. Nicchia, Pisani, finta, salta Totta, questa volta è fallo. Sarà calcio di punizione. 15 giocate e 15 no. Va Chinnici. Falco! Presidente! Vediamo Chinnici, c'è anche Di Chiara molto vicino, ma attenzione alla posizione di Pisani. Ma Chinnici per Di Chiara, brutto il passaggio. Poi Interisano è veloce, lo fronteggia Chinnici, che poi ruba il pallone. Nicchia ancora in mezzo a due, calcio di punizione, fallo su Nicchia. Che facciamo? 12! È giallo per Pisani nel frattempo. Pisani! E poi fuori Pisani dentro su Antonio! Gianni. Antonio! Dai, Anto! Nel cambio anche Franco è pronto ad entrare, forse per Nicchia, anche se in realtà forse per Di Chiara in realtà, perché poi non ci sarebbe nessun pivot.
Gennaro è al momento seduto in panchina. Nel frattempo ancora non è entrato invece Catania, che è un po' questa è una notizia, non ci aspettavamo addirittura nessun minutaggio per Francesco Catania, un giocatore tanto tecnico, un po' strano questa esclusione. Ma Sujan a battere, occhi concentrati, quelli del numero 8 che forse calcia, vediamo, è uno schema per Chinnici e qui Sparacia si sostituisce a Evola, che è il portiere. Sujan dichiara, Sujan sbagliato il passaggio di ritorno, manca sempre meno, mancano 12 minuti alla fine della partita. Dentro Franco Pernicchia, non ha brillato il 17 oggi. Poi raddoppia Franco, ruba il pallone ma solo per qualche istante. Interisano, buon dribbling, Chinnici ferma, poi Sparacia, vediamo se allarga il gioco perché potrebbe essere la scelta giusta. Vuole andare in mezzo a due con una bella giocata, dichiara invece nasconde il pallone, Sujan. Poi Interisano, molto bravo ancora. Recupera veramente tanti palloni il numero 9. Sparacia, Chinnici. Si chiedeva un pallone già uscito, ma non è così. Calandrino. Poi Interisano mette dentro, questa è una palla molto importante, anche velenosa. Ancora sangue però. Per Falco questa volta. Deve stare fuori, non dentro il campo. Deve stare fuori però. Presidente! Poi dichiara non può arrivarci, anche se è tanto veloce. E voilà. Tacco di Sparazione, nemmeno la prima giocata da che fa, molto bella. Risponde Interisano in mezzo a tre. Interisano lotta come un leone in gabbia. Poi dichiara, scorta il pallone direttamente alle parti di Mauro. Franco allo spazio, nessuno che lo va a pressare, salta l'uomo. Franco ancora mette dentro e poi l'anticipa. Chinnici apre per dichiara e vola, non è un portiere ma respinge benissimo. Ma Sujan vola ancora, molto bravo Chinnici e vola. Franco va sul destro, può calciare, vola ancora, questa volta quasi meglio di un portiere. Franco rientra, Sujan, e chissà che non ci sia un passato a portiere per Evola. Questo Gian di fisico. Mancano 9 minuti e mezzo alla fine della partita. Ci sono un po' troppe perdite di tempo. Adesso Falco si lascia anche gli scarpini. Ma lo vedi che si sta Andri, sulle gambe, Andri! Stai sulle gambe, Andri! Battotta batte la rimessa, va con la punta. Voleva una deviazione che però non è arrivata. Nel frattempo ancora in panchina Gennaro. Arriva! Dichiara. Avanza Dichiara, apre per Sujan, palla ancora dentro Franco e vola ancora. Provvidenza va giù, Dichiara, si continua. Poi Sparacia. Bravo, gola! Sujan riceve da Chinnici, avanza il numero 8 che è in forma. Sujan apre verso Franco, salta il primo, poi apre tutto, Dichiara, Franco non arriva. Sta veramente sprecando tanto adesso il Palermo Futsal Club. Poi scontro Chinnici Sparacia.
Franco, un po' troppo veemente. Quarto fallo. Quinto fallo! È il quinto! È il quinto! È il quinto! Bracchinici. Arbitro è il quinto! Dovete cambiare spalla, è il quinto! Dichiara. Si sbaglia il passaggio. Time out. Arbitro è il quinto! Guarda! Frattempo, vediamo se ci saranno dei cambi. 4-3 al momento, insomma, non è un momento positivo per il rosanero. Dopo la sconfitta con l'Altofonte potrebbe arrivare un altro stop contro il Sicilia Fuzza. Insomma, le trasferte fanno tanto male, fanno sicuramente male le squalifiche con Capitan La Fiura e Fiorentino fuori ormai da diverse giornate, con questi cartellini che stanno veramente compromettendo tanto, troppo forse. Nadina, oh Nadina! Adesso si rientra in campo. Ci chiamo fallo! 18 volte su Luca Bianco. Si recupera, signore. Troppo tempo. Dai. Minuto 53, 30 secondi, insomma. Però qui Franco intercetta il pallone, ma non basta per riguadagnare il possesso. Totta, Calandrino. Rischia tanto qui, poi Evola spazza, dichiara di testa su John, anche lui, Chinnici, su John ancora. Dichiara, va giù su John. Vabbè, dai, gioca! Poi Franco va sul destro e calcia, palla fuori. Non ci siamo accorti cosa chiedeva su John, forse un fallo. Cioè sicuramente chiedeva un fallo, però non ci siamo accorti in realtà il contrasto. Dichiara su John. Sbaglia il passaggio, Totta. Ancora una volta fa un gran bel lavoro il 7, Sparacia. Nasconde il pallone, va sul mancino, apre dalle parti di Falco che punta a Dichiara del suo sinistro, si ferma, poi col fisico fa valere e Dichiara invece molto bravo. Evola, Calandrino, Evola ancora, poi Falco, passaggio non di migliori. Falco, lo spazio su John, presa in pieno, poi Franco calcia con il destro e qui si infuria tanto su John. Evola, alza tanto, forse un po' troppo. Dichiara su John, non c'è spazio, Chinnici si riscalda forse Catania, poi fallo, forse Catania va direttamente negli spogliatoi, però insomma sì, mi sa di sì. Non sembra molto felice Catania. C'è anche un giallo nel frattempo dentro Pisani. Oh! Dai, si gioca con il quinto, quindi con Chinnici che fa il portiere di movimento in fase offensiva chiaramente e Pisani invece in avanti. Chinnici su John, Pisani, Totta, intercetta su John, Chinnici, poi Dichiara, mette dentro ancora una volta, si salvano sulla linea, poi Totta e la palla non entra per pochissimo. La palla si è fermata sulla linea in precedenza, manca veramente pochissimo. Un'altra sconfitta vicinissima per il rosanero. Poi Dichiara fa gol. Dai, Lore! Il signor Sant'Angelo era molto vicino, insomma. Avrà visto bene.
Falco. Pisani intercetta, lotta qui Sparacia, poi Pisani ancora Totta sul pallone. Sparacia, guarda i compagni, Falco può calciare, se chiude la partita, Sparacia, anzi Falco chiude con il destro troppo laterale, da quella posizione ha fatto il gol, e che gol in precedenza. Poi su Jean Chinnici apre per Di Chiara, mette dentro e Sparacia ancora, mette il ginocchio. Su Jean Chinnici, azione insistita dei rosanero. Di Chiara si va sempre dalle sue parti e vola con il polso addirittura. Di Chiara per Chinnici, Pisani nello spazio, vuole calciare, prende Falco, poi Totta e chiude la partita. Però era forse Mani, era Mani, sì, era Mani. Dunque tiro libero e quindi niente gol per Totta. Un tocco con il braccio di Calandrino, del tiro libero. Bisogna riguardare chiaramente le immagini per capire se effettivamente è corretta o meno la sua interpretazione. Però Gennaro è ancora in panchina, ci aspettavamo un secondo tempo con l'attaccante, ma chi non è stato. È in diretto, abbiamo sentito. È in diretto, quindi non è tiro libero. Quindi è calcio di punizione in diretto per il Palermo Futsal Club, almeno questa. Poi forse rosso nel frattempo. Vediamo ancora, signor Sant'Angelo ha il pallone tra le braccia. Non si è capito, adesso è tiro. Forse in diretta. Poi c'è l'altro rosso. Giallo, rosso. Adesso non si sta giocando da almeno 3 minuti. Ancora bisogna capire, ci sarà sicuramente un recupero importante, però insomma bisogna capire. Nel tempo Sparacia la prota palla contesa, però insomma non abbiamo capito molto bene cosa è successo. Credo che il gol ci stesse, però insomma non si è capito molto, ecco. Sparacia la tiene molto bene, poi Totta va sul destro, è veloce, Totta! Chinnici da portiere, un po' come Evola ora. I due capitani danno l'esempio. Sono 2 minuti, forse un po' pochini però, per quanto in realtà si è perso, poi forse chiude la partita, no, non lo fa. Si giocherà dunque fino al minuto 63 di gioco, ancora 2 minuti di recupero, anzi 1 minuto e 40 praticamente da giocare, veramente poco. Su Jean, avanza Franco, mettendo per Pisani la gancia con il tacco, la tiene lì per Di Chiara, mette dentro Franco e la palla va in porta, 4-4, la tocca Franco, ma forse la tocca Evola per ultimo però. Manca 1 minuto, dentro Mauro, fuori Chinnici, dunque su Jean. Totta va sul destro e calcia, non c'è deviazione, Mauro vuole subito fare ripartire i suoi, ma trova solo su Jean vicino. Manca 1 minuto ancora per crederci.
salta l'uomo su John, l'imbucata sbaglia tutto, poi Totta da terra quasi. C'è tempo, un minuto ancora. Dichiara Pisani, Chinnici su John, Chinnici su John, non vogliono sprecare l'azione, mancano 30 secondi, forse è l'ultima occasione della partita. Chinnici sbaglia, qui l'aggancio, rischia tanto, poi avanza Pisani col tacco, forse un po' lezioso, poi Chinnici può calciare, mette dentro per Franco ed è rimesso, forse calcio d'angolo, vediamo, no, calcio d'angolo. Mette dentro, dichiara l'aggancia, dichiara cross, Franco! E vola, la lascia, la toglie, anzi. Poi su Jean, dribbling su Sparacia, poi apre verso Chinnici, c'è ancora tempo per giocare, forse Pisani apre verso Dichiara, mette dentro per Franco, non ci arrivano. Era una gran bella palla quella di Dichiara però. Poi Pisani col tacco è ancora un po' troppo eccessivo, Sparacia, Chinnici. Adesso credo che il tempo sia anche finito. Calandrino per Totta su John con la spalla. C'è ancora tempo per giocare. Pisani, Franco, poi Chinnici, vediamo, allarga per una pallonata. Totta! E fa 5-4. Gol del Sicilia Futsal. E qui veramente possiamo dire è chiusa la partita. Il cuore da parte di tutta la formazione di casa che fa 5-4. Adesso è stanchissimo Sparacia. Poi c'è qualche cosa in panchina. C'è un giallo per... forse per Mauro? Credo che sia finito il tempo perché eravamo già oltre ai 2 di recupero dati, quindi credo che sia anche terminata la partita. Fa giocare però credo che sia forse l'ultima azione. Chinnici su Jean, Pisani guarda la porta, Evola, poi dichiara, Evola ancora e poi finisce la partita e vince il Sicilia Futsal con il risultato di 5-4 contro il Palermo Futsal Club, che dunque continua questa striscia negativa in trasferta che però deve anche terminare. Una vittoria importante per i padroni di casa che esultano avendo vinto chiaramente contro la prima della classe. Questa non può che essere una grande notizia anche dopo l'espulsione di Mangogna. Nel frattempo noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genuso di Sportisi è tutto, vi ringrazio e alla prossima.